Siete pronti ragazzi? Buongiorno. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti, siete sempre in tanti, e ovviamente un saluto a tutti coloro che sono collegati con le diverse dirette sia televisive che dei social. Andrei subito velocemente, siccome abbiamo diversi punti, poi c'è solo Nazarino che ha ancora un aggiornamento sulle case di riposo. Avrei diversi aspetti di quali parlare, quindi vado abbastanza veloce. Quindi il totale di tamponi sono 171.456. Dopo questi dati ce li avete senza che perdiate tempo per gli appunti. Scusate, le persone isolate sono 18.553, i positivi sono 12.933, come vedete rispetto al bollettino di ieri mattina sono 311 in più. Questo perché i tamponi adesso vengono processati, è aumentata la velocità di processazione, le macchine vanno, per cui adesso aspettatevi un'impennata dei positivi, ma semplicemente perché i positivi, ve lo ripeto, quando vedo tabelle anche internazionali e dico e parlano di positivi, e noi siamo i primi, no? USA, Cina, Italia, sì, i positivi se li cerchi li trovi, se non li cerchi non li trovi, quindi noi ne abbiamo tanti perché li cerchiamo. Questo diciamo che è un indicatore della qualità della sanità, perché se tu fai i tamponi li trovi positivi, se no non li troverai mai. I ricoverati sono 1804, per l'esattezza sarebbero 2 in più di ieri, ma insomma è una banalità, nel senso che i ricoverati stanno diminuendo. In terapia intensiva abbiamo 274 persone, che sono 3 in meno rispetto a ieri mattina, anzi scusatemi, il bollettino di ieri sera, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, e qui vedete che siamo scesi, il modello ce lo diceva, siamo scesi, abbiamo superato il muro dei 300 che era fondamentale per il modello, e quindi questo è il dato che ha dato una direzione. E quindi quando vi dicevo guardate che la prossima settimana sarà cruciale, io sapevo cosa intendevo, cioè nel senso che è fondamentale il tema delle terapie intensive. I dimessi sono sempre superiori ai ricoverati, 1442, i morti sono 680. Ecco, non posso non ricordare, non è ancora, diciamo, previsto in questo bollettino, ma vorrei ricordare e fare le mie condoglianze, in particolar modo ovviamente a tutti i morti, in particolar modo ai familiari e alla FIMG, quindi ai medici di base, per la morte della dottoressa Samar Siniab, che è il 100° medico che perde la vita in questa tragedia, non in Veneto, ma lei si è perso la vita in Veneto, è morta a Treviso e operava a Mira. E quindi Samar Siniab, che è stato un medico di base, e purtroppo è morta di coronavirus. I nati sono 80. Detto questo, sui dati vi dico 2 o 3 robe veloci e poi vi lascio lo spazio per le domande, me ne sono anche segnate. Allora, rispetto ai versamenti stiamo raccogliendo, voi vedete che abbiamo... E il sovraimpressione oggi? Il sovraimpressione anche per loro, per tutti. Metti anche da loro. Sì, ma per noi è sovraimpressione, Sì, per loro no. E dicevo, abbiamo i dati dei versamenti, che ringrazio vivamente tutti per i versamenti. Allora, noi siamo arrivati a 28.675 versamenti, cioè 28.675 persone sono andate a versare. Agli atti in regione in questo momento abbiamo 31.592.399,99. Comunque adesso sono 31.592.000 euro. 31.592.000 euro. Vi devo dire perché si sta impennando, come vi avevo detto, sta impennando
perché abbiamo avuto versamenti importanti, tra i quali ricordo 6 milioni e mezzo da parte di Banca Intesa. Quindi ringrazio ovviamente l'amministratore delegato Carlo Messina per questa scelta di contribuire agli acquisti di ventilatori, terapie intensive, blocchi di terapie intensive, insomma, e anche questo ossigeno no, per il nostro bilancio, perché vi ricordo che noi teniamo fuori da sta vicenda e siamo un po' diroccati con il bilancio regionale. Siamo a 100 milioni di spesa e di raccolta al momento abbiamo 31 milioni. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno versato, ringrazio oggi in particolar modo il dottor Messina e Banca Intesa per il versamento di 6 milioni e mezzo e ringrazio tutti quelli che vorranno versare anche in futuro, perché penso che sia fondamentale. Quindi grazie per tutta la solidarietà. Ricordo poi che nelle donazioni abbiamo anche pensato nella società agricola di Sutto Ferruccio ha donato 5.184 bottiglie di prosecco per i nostri medici, per gli operatori della sanità. Quindi è arrivato sto camion e lo distribuiremo, adesso troveremo una maniera per distribuire. E a questo si aggiungono le 1000 settimane di vacanza nei nostri campeggi, si aggiungono uova pasquali che stanno arrivando, che stiamo distribuendo, si aggiungono colombe. 100 settimane ad Albarella, 100 giorni ad Albarella. Sì, e 100 soggiorni ad Albarella anche. Insomma, cercheremo di darvi una lista poi per rendere onore a tutti coloro che hanno lavorato. 3 robe. Abbiamo, anzi l'ho contrattato io personalmente e voi forse avete visto qualche notizia già, è arrivato l'ospedale da campo, diciamo versione luxury, come si direbbe, cioè il top del mercato, non un tendone. Vorrei che qualcuno lo spiegasse bene. Stiamo parlando di un ospedale a tutti gli effetti, donato dal Qatar. Sono già arrivati 22 ingegneri che abbiamo già qui, sempre dal Qatar. Tanto per darvi una dimensione, questo è un ospedale che coprirà un'area di oltre 5.000 metri quadrati, avrà 4 moduli, ci viene regalato e fornito di tutto, letti compresi, 400 posti letto, forse 500. Stiamo parlando di cablaggi, climatizzazione, tutto quello che serve e anche il primo montaggio. Allora, adesso stiamo cercando di trovare un'area, perché è un'area complicata, perché noi lo vogliamo mettere vicino a un ospedale, è logico, no? L'ottica è quella dell'emergenza Covid, in attesa della possibile ondata dell'autunno. Dopodiché verrà smontato, sarà uno degli elementi per le pandemie, per le emergenze e quindi un ulteriore livello di sicurezza che il Veneto avrà. Ovviamente avremo necessità di trovare un magazzino. Vi ricordo che l'aereo cuba 5, scusate, che l'ospedale cuba 5 aerei, nel senso che sono arrivati già 4 aerei per portarlo e c'è una mole di materiale da paura. Cioè, avete presente, c'è un campo da calcio, ecco questo alla fine sarà l'ingombro totale con le aree a manovra dell'ospedale. E è una bella partita, è una grande sfida, non è facile perché è una sfida di natura di protezione civile, l'assessore Bottacin sta seguendo questa partita, di sanità con l'assessore Lazzarin che sono qui, e in generale di volontariato, perché poi avrà bisogno di una gestione anche dell'aiuto degli alpini, di volontari, insomma tutti quelli che vogliono essere della partita, di emergenza-urgenza, perché un presidio come questo non ce l'ha nessuno. Voi capite che se arrivasse una catastrofe, un terremoto o quant'altro, noi abbiamo un piccolo tesoro in un magazzino che ci permette in qualsiasi posto di essere montato. Noi abbiamo un'idea di fare una piastra in modo tale che sia pronta per l'appoggio per un'emergenza sanitaria che si riesce a gestire, ma se fosse necessario di mettere in una zona per un terremoto, per un'alluvione, cioè capite che abbiamo una massa di 5.000 metri quadrati all'interno della quale riusciamo a praticare sanità vera. Pensate anche a l'evento, magari un grosso, che so, un evento di catastrofe ambientale, inquinamento, qualsiasi cosa. Ovvio che è una cosa che ci fa
come si dice, ci inorgoglisce perché comunque se hanno accettato e ci hanno anche scelto, vuol dire che qualcosa è accaduto di buono in questa regione, no? Perché non è che la regalano uno per regione. E sono assolutamente disponibili, quindi io ringrazio il Qatar per l'Emiro per questa scelta, che fra l'altro ci viene data chiave in mano di tutto, cioè noi dobbiamo solo dire di cosa abbiamo bisogno. E è un atto di donazione anche questo, che costa milioni di euro, però per noi è una frontiera che ancora non avevamo scandagliato così, perché comunque chi la voleva scandagliare aveva comunque la necessità di comprarsi la materia prima, no? L'ospedale che è già un costo pauroso. E poi c'è anche il tema della gestione, insomma è una nuova sfida, ma volevo dirlo, insomma è una bella cosa. Dobbiamo essere tutti orgogliosi che alla fine sappiamo che abbiamo anche questa roba in magazzino. Io spero resti in magazzino tutta la vita, non si riapre mai più. Però c'è. E se dovesse servire a qualcun altro, siamo nelle condizioni di dare a qualcun altro, questo è logico, no? Cioè qualsiasi cosa accada è un contributo che il Veneto, lo ha avuto il Veneto e noi daremo un contributo a tenerlo pronto per altre emergenze. Vi dico un'altra cosa importante, che vi annuncio che il 22 di aprile firmeremo l'accordo di programma per il Policlinico Universitario di Padova. Quindi ormai siamo addirittura d'arrivo e stiamo rispettando il cronoprogramma, e quindi in un momento nel quale si parla tanto di sanità vi voglio introdurre questo elemento. Ringrazio peraltro il professor Rizzuto, magnifico rettore, con cui ho parlato anche ieri, e penso che questo sia un evento. Guardate, stanno accadendo un sacco di cose positive, purtroppo non hanno l'onore della cronaca perché emergenza coronavirus copre tutto. L'assessore 2 giorni fa ha portato fuori dal Consiglio regionale la partita della nuova facoltà di medicina a Treviso. Quindi Treviso ha la sua, scusate, corso di laurea, no? Facoltà di nuovo corso di laurea su Treviso di medicina. Significa iscriversi dopo le superiori e arrivare alla laurea restando seduti a Treviso, e quindi questo è un altro bel segnale. Questo a partire da quando? Dal prossimo anno accademico, il 2020-2021. Quindi i ragazzi possono iscriversi a Treviso. E quindi fra qualche anno sentiremo dire: dove ti sei laureato in medicina? A Treviso. Questa sarà la frase. Ne esce il Policlinico Universitario, spero che non ci siano sorprese, ma il 22 vorrei proprio firmarlo. Quindi la data del 22 dove ancora coinvolgeremo tutta la realtà, il comune, l'università e così via. E anche questa è una grande partita sulla quale pochi ci credevano, e nel mondo dell'ufficio complicazioni e affari semplici noi insomma siamo riusciti ad arrivarci, no? Stiamo lavorando e si sta andando avanti per questa direzione. Due ulteriori precisazioni sono i mercati settimanali, i mercati open air a cielo aperto, no? I mercati dell'alimentare che sono aperti come DPCM. Vi ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l'apertura della sola parte del mercato che vende alimenti, salumi, formaggi, verdura, eccetera. C'è qualcuno che dice: Zai ha chiuso i mercati. Io non ho chiuso i mercati, ho semplicemente detto che bisogna avere la mascherina e i guanti per frequentarli, sia che tu venda che compri. Ho detto che i sindaci li debbono perimetrare, e ho anche spiegato che non serve un muro in cemento armato, basta una cordella di quelle da cantiere di nylon, e bisogna garantire un punto di ingresso e uno di uscita, in maniera tale che non ci siano incroci e assembramenti all'interno del mercato. Quindi siccome mi è arrivata da qualche cittadino, se qualche sindaco vi dice che io ho chiuso i mercati, dite che è una bugia, perché noi non abbiamo chiuso nessun mercato. Se poi c'è qualche amministratore che ha difficoltà a gestire diciamo delle norme minimali, allora è un altro discorso, ma non si dica che i mercati sono stati chiusi. Ieri ho detto un'inesattezza, o meglio, mi avete chiesto della famosa canzone che gira sui social. È giusto, è corretto, me l'hanno fatto notare i collaboratori, che venga citato, siccome non sapevo il nome del signore che l'ha fatto, è Matteo Tisato, fra l'altro residente a Monte di Venza. Mi hanno detto che salutiamo e ringraziamo
per la canzone che sta girando, e cioè, insomma, ha strappato tutti un sorriso. Quindi grazie a Matteo Tisato per la canzone, so che fra l'altro lui è anche un musicista, quindi gli auguriamo un in bocca al lupo. Ultima roba, e ho concluso, vi dico sempre, no, vi darò, voglio dirvi anche, parlare dei bambini, a me scrivono un sacco di bambini. Allora, vi leggo questa letterina che mi è stata mandata, arriva da Cismonda e Grappa, Val Brenta, Vicenza. Buongiorno Presidente Luca, mi chiamo Veronica Maria, Vittoria Maria, anche se per gli amici sono Vica. Ho 10 anni in questi primi giorni. In questi giorni avrei dovuto ricevere i sacramenti della prima comunione e della confermazione, ma a causa del Covid-19 tutto è stato sospeso e rinviato. I miei zii Federico e Bruna mi hanno proposto di donarmi la somma che avrebbero speso per le bomboniere e i bigliettini. Io ti seguo tutti i giorni in televisione alle 12:30, ho sentito che tante persone stanno versando dei soldi per evitare gli ospedali della regione e che non importa quale sia la cifra. Così ho pensato che anch'io potevo fare qualcosa. Così mi sono fatto anticipare il loro dono e con l'aiuto dello zio Fede ho fatto il versamento. Te lo leggo così vedi. Non so se leggerai questa mia lettera, ma mi piacerebbe ricevere il tuo saluto così da farlo vedere a tutti. Io ho sempre obbedito ai tuoi consigli. Mi sei molto simpatico. No, mi fermo. Questa bimba, Vica, Vittoria Maria Posenato, ha versato i 300 euro dal bomboniere della comunione. Mi ha mandato anche il versamento. E quindi ringraziamo Vica, ringraziamo tutti i bambini che stanno versando e che dimostrano un senso di appartenenza a questa comunità di solidarietà che è unica. E quindi grazie a Vica, e grazie ai bimbi che abbiamo ringraziato ieri e a quelli che ringrazieremo nei prossimi giorni, perché vi posso garantire che ce ne sono tanti e fra l'altro anche che si privano delle uniche robe che hanno, no, per poter fare il versamento. Quindi grazie di cuore. Ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro pensare che ci sono anche i bimbi che ci seguono e che sostengono questa sfida della sanità. Domande ragazzi? È arrivato il risposto di Annao a Somed, 18 pagine pesantine, leggo solo la conclusione, dove si tratta dei medici indigenti, la mente denuncia la grave violazione delle norme antinfortunistiche e la grave violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei termini sovraesposti. E chiede alle autorità competenti di avviare le opportune indagini per accertare le eventuali responsabilità amministrative e o penali a carico dei dirigenti generali delle aziende sanitarie della Regione Veneto e o di altri soggetti responsabili agli adempimenti istituiti al decreto. Mancanza di mascherine, non abbiamo informato, ecco. Sono dotato del minimo di comprendonio. Cosa risponde Presidente? Ma guardate, non ho visto il ricorso. Penso che sia uno dei diritti civili quello di poter ricorrere se non si è d'accordo su qualcosa e penso che in democrazia ci sia poi anche chi si deve esprimere, che è la magistratura. È giusto che questa partita, se Anao ritiene di interpellare la magistratura, è giusto che siano date le risposte con le documentazioni che mi fanno qui, cioè nel senso che la tragedia delle mascherine e dei dispositivi è stata una vera e autentica tragedia. Dopodiché si cercherà di capire, o meglio, si cercherà di documentare come è nata, come è stata affrontata e come è stata risolta, visto e considerato che io vi parlo della mia esperienza, non sono io che devo comprare le mascherine, ovvio, però abbiamo vissuto 4 settimane da panico totale, nel senso che mi ricordo solo che mi ha comprato 550.000 mascherine, sembrava di essere ricchi, no? Adesso ne abbiamo comprate 24 milioni e mezzo. E poi alla fine non sono mai arrivate e abbiamo scoperto di aver comprato in prego le 550.000 mascherine. Siamo riusciti a farci restituire i soldi, c'è gente in Italia che ha detto che ha ricevuto gli scatoloni vuoti, questo è il vero tema. No, quella delle mascherine era solo l'inizio, cioè quella era la carenza proprio strutturale, ma è mancato a monte, denuncia l'Annao, molto di quello che doveva essere fatto per mettere in sicurezza il personale sanitario. Se non ho capito, guarda, non ho letto il ricorso. Penso di aver risposto esaurientemente, cioè se c'è un ricorso
quale si deve dare una risposta e penso che sia logico e corretto che la risposta la si dia in un tribunale, perché il ricorso l'ha fatto il tribunale, non l'ha fatto la No, ragione. no, è fatto in massa. In AS è una forza di polizia, quindi lo staremo in AS. Faremo in modo che i direttori diano le risposte in AS. Mi sembra una roba logica, insomma. Nel senso che non ci vedo nulla di scandaloso, cioè è un diritto civile questo, democratico di chiedere, no? Non era la richiesta, forse ho formulato male la Sì. domanda, e cercare di capire perché i medici che fino al 21 di febbraio erano sulle pagine dei giornali per la malasanità diventano eroi dal 21 in poi e adesso però di questi tanti muoiono perché dicono non siamo stati messi nelle condizioni nonostante alcune. Ma scusami Milva, hai bisogno di fare una sentenza o di avere delle informazioni? Se mi fermo qui, cosa vuoi che ti dico? Non hai detto, ci metti dei miei panni, poi il mondo che conosci bene quello della magistratura. Se mi fai domande sulla non hai detto ricorso. Penso che dentro qui tu sia l'unica ad averlo. Chi è che ha il ricorso in mano? No, hanno scritto tutti. Ma lì in mano, io ce l'hai solo te. Io non sapevo neanche che esisteva questo ricorso. L'hanno mandato stamattina. Signore, non lo sapevo, scusatemi. Però, ripeto, più che dirti che se c'è qualcuno che fa un ricorso in ASMA o alla magistratura si darà risposta quando verremo chiamati, quando i direttori, in questo caso mi sembra di capire i direttori verranno chiamati. Cioè penso, ma bene, posso dire anche un'altra roba, ma penso che forse è bene che abbiano dato anche la stura così che vengono chiarite le situazioni una volta per tutte, dopodiché, però dopo bisogna anche rispettare le sentenze, perché io vi dico cosa ho vissuto io, cioè ho visto che non c'era niente sul mercato, camici, guanti, niente, punto. Se qualcuno vuole sostenere, ma non sto parlando di in generale, se vuoi vedo sta roba, vuole sostenere che c'era di tutto, guarda, noi abbiamo montagne di richieste, di offerte inevase, di articoli di giornali nazionali e internazionali che parlano della mancanza di dispositivi. Leggetevi la stampa del New York in questi giorni e vedete cosa sta accadendo. Non lo dico semplicemente per dire che si siamo trovati veramente in una bufera. Dopodiché uno in una bufera può dire io devo uscire pulito, non devo avere nessuna goccia di acqua dal temporale perché io sono abituato a stare così. Ok, va bene. Però era il rischio di aver sottovalutato e minimizzato in partenza mandando sul fronte, quindi in prima linea, persone che avrebbero dovuto essere protette e tutelate e il risultato sono... cosa vuol dire aver mandato in queste sono tutte tue idee? Scusa, non ho messo le virgolette, cerco di sintetizzare il significato della Ma legge. scusami una roba, allora l'emergenza con i 2 primi contagiati nasce a Vo, però i 2 contagiati sono a Schiavonia. Ci arriva per una semplice intuizione geniale il medico che vede che non rispondono alle cure, che già siamo in presenza di medici che hanno le palle e dicono ma sto qua che cos'è che non risponde alle cure, no? Questo paziente, questi erano 2 pazienti, il 21 febbraio. E lì ci siamo ritrovati che nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati le terapie intensive che sono riempite, cioè, questo è quello che è accaduto. Cosa dovevamo prevedere? Qualcuno di voi, visto che qua siamo in un paese dove tutti sa tutto, c'è qualcuno di voi che poteva immaginare che questo paese, fra l'altro per una congiuntura astrale negativa, ha più morti di guani in Cina? Dai, ditelo fino in fondo, che tutti pensavano che fosse un problema che stava in Cina, come è accaduto con l'aviaria e altre minestre. Cioè, vi ricordo che l'aviaria dava gli stessi problemi, ma qui da noi non è arrivata, era una pandemia l'aviaria. La verità è che ci siamo preparati per il temporale con l'ombrello, probabilmente ci voleva un capannone di cemento armato. Non lo so dire, senti, sono medici quelli che andavano a dire in tv, scienziati che andavano a dire in tv che davano sintomi influenzali. Questo ve lo ricordate anche voi, no? Che sarà una simile influenza. Sono medici che parlano contro dei medici a questo punto, no? Scienziati. È un problema Scusa, possiamo? Sì. Prego. Cosa? Sì. Presidente, io volevo tornare sul discorso che poi l'assessore svilupperà, come ha fatto ieri, delle case di riposo, perché è evidente che le case di riposo hanno pagato un po' di prezzo
solamente una strage degli anziani. Allora lì effettivamente, certamente la portata di questo virus ha sorpreso tutti, anche la comunità scientifica, anche molti medici, però nelle case di riposo il dubbio è che la catena di comando iniziale non abbia funzionato. Quale catena? Le catene di riposo hanno dei consigli di amministrazione che sono eletti se sono pubbliche dai consigli comunali, se sono private dalla proprietà. Hanno dei presidenti, hanno dei direttori, hanno dei medici responsabili. Che cosa è stato fatto? Nel senso che forse il materiale sul mercato a un certo punto era indisponibile, ma queste case di riposo avevano un magazzino, avevano un minimo di scorta. Chiedetelo a loro. Aspetta che vi dico. Ogni roba che si dice viene strumentalizzata. Noi siamo a fianco dei familiari, dei lavoratori, di tutti quelli che sono dentro la casa di riposo. Sono 60.000, cioè non sono 4 gatti, sono 60.000. Sono persone che soffrono nel caso degli ospiti, che hanno difficoltà, molti sono non autosufficienti, dopodiché non trovo neanche corretto in questa fase stare qui a parlare delle competenze di uno, dell'altro o quant'altro. Guardiamo in faccia la realtà, noi adesso abbiamo attivato un piano di sanità pubblica, casa di riposo per casa di riposo tramite il direttore generale, ci è stato consegnato in queste ore, quindi 7 giorni mi ha chiesto che dica un piano, perché noi possiamo solo entrare con piano di sanità pubblica, perché vi ricordo che a casa di riposo anche un medico resident. Dopodiché loro secondo me pagano e noi paghiamo lo scotto che non c'erano i dispositivi. Guarda, io ricordo che, cioè, lo ricorderò finché vivo, ricordo che i primi dispositivi che siamo riusciti a mandare in maniera copiosa abbiamo detto mandiamo le mascherine di Grafica Veneta, perché non ce n'erano. C'è qualche lazzarone, qualche disgraziato che si è messo a fare come si può dire, battute su queste mascherine. Queste mascherine qua in una fase sono servite non poco, e comunque è certificata per il filtraggio questa mascherina. Beh, insomma, ci sono persino quotidiani come la vostra che l'hanno distribuita, per cui penso, ne abbiamo fatte 8 milioni e mezzo. Io ricordo che i primi botteccini, i primi carichi che ho mandato, li ho mandati subito alle case di riposo. Avessimo avuto le chirurgiche, avremmo dato anche le chirurgiche. E qualcuno dice, ma perché allora gli ospedali c'erano? No, gli ospedali, guardate, hanno avuto il panico. Gli ospedali hanno avuto solo una fortuna rispetto alla casa di riposo, secondo me, che un minimo di magazzino ce l'avevano, un minimo, per questo è stato subito. Cioè, vi ricordo che le FP3 e le FP2 le contavano 100, 150, siamo andati avanti 3 settimane così. Cioè, ovvio che se non avessimo avuto neanche noi un minimo di magazzino, sarebbe saltato il sistema, già ha avuto qualche difficoltà perché sono dispositivi, ne abbiamo anche noi. E poi tanti si sono positivizzati anche perché nella fase iniziale non c'è stata l'attenzione che oggi avremo tutti, no? Per cui questo dobbiamo anche ricordarlo, anche per dire prima per il discorso che si faceva con Bilba. Cioè all'inizio il comportamento è stato per tutti noi, clinici compresi, molto più, mai avremmo pensato di fare la conferenza stampa con le mascherine, insomma, cioè ragazzi, e per noi ormai una volta ridevamo se vedevamo qualcuno con la mascherina, adesso è normale vedere. Boh, altro? Sì, Presidente, un altro tema mi sembra, ma la settimana scorsa ci avevi detto verso giovedì vi saprò dire qualcosa dei negozi e delle attività commerciali. Sì, ho parlato stamattina con il Ministro Speranza. Sembra che il governo comunque, e spero sia così, prima di Pasqua scriva il DPCM, sembra, spero. E spero ci sia una videoconferenza del governo da parte dei presidenti di regione per poter dare anche alcuni suggerimenti. Allora guardate, io vi dico questo, vi dico che noi abbiamo ancora il virus nella comunità, quindi nessuno faccia salti di gioia perché non è finita questa partita, insomma abbiamo quasi 300 persone in terapia intensiva e quasi 2000 in ospedale e oltre 700 morti, perché poi i morti sono un'esagerazione, abbiamo 680, ma se sommate anche quelli fuori dall'ospedale si va a 750. 756, quindi quasi 800 morti. Posso dire la mia impressione? Ho l'impressione che almeno il 60% delle aziende abbia aperto. Lo vedo dalle strade, lo vedo che è cambiato comunque
panorama. Quindi pensare a ripartire, dico che mi sa che molti sono già ripartiti, questo è un dato di fatto. Dobbiamo semplicemente fare in modo di mettere in sicurezza i lavoratori, di essere sicuri che i lavoratori non si infettino, e il basilare sono i dispositivi, il basilare sono i dispositivi. Io continuo a dire al governo, lanciate questo grido d'allarme, non so più come dirlo, in che salsa dirlo. C'è un'ordinanza che prevede la confisca di tutti i dispositivi che non sono indirizzati alla sanità. Secondo voi un imprenditore compra un container di mascherine per essere confiscate? No. Un titolare di una grande catena di supermercati compra un container di guanti in lattice per essere confiscati? No. Allora, se vogliamo far ripartire questo paese, la prima cosa che dobbiamo fare è togliere quell'ordinanza. Perché allora diciamo agli imprenditori, mascherine e guanti per tutti, ma devono trovarle sul mercato, se no come facciamo a farlo ripartire questo paese? Oggi non c'è la materia prima per farlo ripartire, è un dramma questo. E le mascherine sul mercato, non fatevi raccontare che non ci sono mascherine. Noi rifiutiamo, ho dovuto dirlo addirittura in conferenza stampa, fare un appello che non ci propongano più mascherine, sembra assurdo, ma un mese fa avrei fatto l'appello diverso. Mascherine sul mercato ce ne sono, le chirurgiche si trovano, lo dico per noi addetti ai lavori, nel senso che la sanità vengono comprate 24 milioni e mezzo e se volessimo ne potremmo comprare milionate di mascherine, dove devono mettere in condizioni che i privati possano comprarsele, oggi non possono comprarsele importandole e questo è il vero guaio. Quindi guardate che il vero guaio della ripartenza, io ho visto il nostro piano per la ripartenza, si basa sui dispositivi, ma se non hai dispositivi che piano è? Se diciamo ai cittadini che devono avere la mascherina per uscire di casa e poi la mascherina non puoi comprarla al supermercato. Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto mettendo in piedi una distribuzione di 8 milioni e mezzo, 8 milioni e 200 mila di queste, gratis, che noi abbiamo avuto gratis, perché Graficamente ce le ha tutte donate, assieme poi a degli sponsor che ha recuperato graficamente. Io darei anche le chirurgiche, basterebbe che qualcuno ci permettesse di sbloccare la situazione. Ovvio che le chirurgiche sono un costo, non possiamo sostenere costi, però tutti gli imprenditori mi dicono dimmi dove posso trovarle e le compriamo. Gli imprenditori si pagherebbero i test, tutto. Sul versante dei negozi. È il governo che decide. Allora io ne ho parlato questa mattina, staremo a vedere cosa decidono. Negozi e imprese è un tema che è potestà giuridica del governo, non è nostra. Qualche altra domanda? Sì, io Sarà Milva poi. sì, Poi avrei i giornali, ne facciamo faccio due così poi. Prego. Ne faccio due così Sì, poi. prego. Allora, una riguarda proprio le mascherine, perché ci arrivano tante telefonate di telespettatori che dicono dobbiamo comprarle, dobbiamo indossarle, ma i costi stanno lievitando e tante persone in questo momento si trovano anche in difficoltà economica proprio per la situazione. Quindi cosa facciamo? E questa è la prima. La seconda, sempre di telespettatori arrabbiati, ed è una questione che abbiamo già affrontato, ma forse è il caso di dare un'ulteriore risposta, riguarda sempre la questione di garden center e aziende florovivaistiche, perché con l'apertura dei consorzi agrari che vengono alla fine anche molte delle piantine che hanno anche le aziende dicono ma allora noi perché noi no e loro sì? Allora, c'è anche un comunicato, partiamo da questa finale perché sta diventando, io capisco l'ansia dei produttori e io sono al loro fianco, però sta diventando anche un tormentone. Allora, i garden sono stati chiusi solo i negozi dei vivai, peraltro ampliando ogni possibilità di vendita a domicilio, di vendita a qualsiasi catena di distribuzione, consorzi agrari compresi, perché i consorzi agrari non è che vendono le piantine dei consorzi agrari, c'è qualcuno che gliele porta le piantine, della grande distribuzione, i supermercati, quando mi dicono ma vendono le piante, c'è qualcuno che gliele avrà vendute le piante, e non mi risulta che il vivaio viva del negozio, perché tutti ti diranno noi non viviamo del negozio, viviamo
delle grandi masse, non della campanella del fiore che vendo, nel vaso del fiore che vendo al negozio. In più abbiamo anche aggiunto, che non era previsto, la possibilità di fare manutenzione del verde negli spazi pubblici e privati, e vi confermo che si può fare, quindi chi ha preso i verbali faccia ricorso. Addirittura c'è il prefetto di Venezia, di Verona, che ha fatto anche una disposizione su questo. Secondo voi, cioè, io sto là e dico, boh, adesso serve i garden, i negozi di garden, perché devo fare qualcosa anche a me. Cioè, ce l'hanno chiesto. Io ci ho trovato una lettera di 2 associazioni anche oggi, Florovivoristi di Veneto e Florvento, le 2 grandi associazioni che ringrazio, che comunque mettono in chiaro sta roba. È accaduto che 2 settimane fa, diciamolo fino in fondo, c'era questo clima qua e sono andati in ansia perché si sono ritrovati i negozi pieni di gente e quindi hanno detto, noi non siamo sicuri con questi flussi di gente. Ma quando leggo di qualcuno che dice deve buttare via tutte le piantine, sì, a me spiace, ma non le butti via per colpa dell'ordinanza della regione, le butti via perché comunque ti è stata chiusa e interdetta la possibilità di fare alcune attività. Non è che il negozio che hai, cioè magari con ettari di produzione è quello che ti fa vendere le piantine, no? Lo sappiamo tutti, cioè questi vivono di commercio importante. Comunque guardate, per mettere il cuore in pace a tutti, vi ricordo che l'ordinanza a sabato, a meno che uno non tenga aperto anche il giorno di Pasqua e Pasquetta, decade. E stiamo parlando di un'ordinanza che ha avuto un'emivita di 7 giorni, cioè non è che mi ha sconvolto il mondo. Ripeto, su richiesta di quel mondo. Ma guardate che c'era una comunicata stampa che chiedevano di chiudere i negozi. Peraltro posso anche dirla tutta fino in fondo. Allora, il codice c'era per tenerli aperti, i negozi, ma voi dovete spiegarmi qual è il motivo per cui un cittadino poteva uscire di casa e andare a comprarsi il vaso di fiori. Era indifferibile il motivo, no? Era una contraddizione. Nel DPCM c'è stata una contraddizione evidente. E allora uno mi dice, ma però può andare in consorzio agrario, è un'altra roba. Il consorzio agrario è stato tenuto aperto perché c'è il tema degli alimenti per gli animali, tutte queste robe qua, e quindi è stata ritenuta attività giusta. No, anche perché l'agricoltore per motivi di lavoro può andare. Certo, e ovviamente, ma per il resto no. E invece per le mascherine vale sempre quello che ho detto prima. Cioè le mascherine costano tanto, sicuramente c'è qualcuno che se ne approfitta, ma anche perché sul mercato chi ce le ha in maniera assolutamente irrisoria, perché non si riesce a doganare nulla. Bisogna togliere l'efficacia dell'ordinanza. Aveva un senso l'ordinanza, quando non c'era mascherina, anche noi abbiamo fruito della confisca. Guardate, io potrei raccontarvi i casi che le abbiamo confiscate anche durante i controlli di mascherine. Cioè noi, posso anche dirvi che abbiamo avuto anche segnalazioni di dove c'erano mascherine, adesso lo posso svelare, e io ho mandato il controllo e l'ho fatto sequestrare, confiscare. E che peraltro devo anche dire in un caso ce ne hanno anche regalate poi, e sono stati gentilissimi, ma erano mascherine importanti, fra le mascherine anche di quelle di qualità, non le chirurgiche. Così andava, ma adesso non serve più perché le mascherine sul mercato ci sono, non qua ma sono all'estero, dobbiamo portarle dentro. Prego, Mirko. Dopo, io porterei un giro anche No, c'è lui qui. che hanno, sì. Allora, una sul volo auto, Sì. forse mi sono messa come puntate. Abbiamo la deroga fino al 31 giugno, no? Bollo auto, sì, per tutti. Sì, ma l'abbiamo annunciato ancora. Lei ha annunciato il DPCM scade e vedremo cosa deciderà il governo. Si immagini già in videoconferenza con il governo la proposta del Presidente Zaia per far ripartire il Paese alla luce di un'altra frase che lo stesso Presidente Zaia ha detto poc'anzi, c'è ancora il virus nella nostra comunità. Allora, è solo la mascherina e diciamo, i presidi sanitari che aiutano a far ripartire le aziende o c'è dell'altro necessario? No, c'è tutto un piano che noi abbiamo. I presidi, cioè i DPI sono la base fondante perché poi c'è la misurazione della temperatura, in tot fase della giornata, c'è tutta una serie di protocolli. Però la base fondante è che se non abbiamo i DPI non possiamo mandare, a parte la distanza, il droplet, tutto quello che volete, ma abbiamo bisogno dei dispositivi e le aziende non ce li hanno.
in misura necessaria, perché dobbiamo mettere in sicurezza i cittadini. Quindi questo è il vero tema. E quindi la proposta... La mia proposta è quello che vi ho detto, cioè se vogliamo ripartire, se non c'è, attenzione, se non c'è nessun divieto solido da parte della comunità scientifica, che è sempre iperprudente, io penso che per ripartire si debba partire dal fatto che bisogna revocare la straordinanza, cioè se no l'approvvigionamento del materiale di base per riaprire non c'è. Altre domande? Presidente, buongiorno. Poi passo ai quotidiani. La mia è più una considerazione che una domanda. Non è che sta passando, una sensazione che ho guardandomi in giro, come lei anticipava, non è che sta passando il messaggio che è finita l'emergenza e soprattutto mi spaventa il fatto che a breve appunto ci sarà Pasqua e Pasquetta, ci sono molte persone in giro e se posso le chiedo, sono rimasto con la curiosità del Qatar, vi avrà motivato, vi avrà detto perché il Veneto. Grazie. No, guardate, c'era questa opportunità e ce l'hanno proposta. Beh, loro sono molto informati sulla partita del Veneto, perché anche quando sono arrivati, io non li ho incontrati i nostri dirigenti, hanno fatto subito la battuta perché fa qui noi stiamo tranquilli per i tamponi. Poi ci hanno mandato dei professionisti, sono 19 più 3 ingegneri, o sono 22 ingegneri che seguiranno tutta la... Uno dice ospedale da campo, uno dice vabbè sì, cioè, una roba, io non so quanti milioni di euro costa un ospedale, cioè l'avete quantificato, ma penso che costi quasi come un ospedale normale per com'è. Però insomma, a cavallo nato non si guarda in bocca e quindi ringraziamo anche perché il cavallo è veramente buono. Riguardo alla mia sensazione, è una sensazione sbagliata, ma anche lei appunto ha avverto un lassismo forse sbagliato in questo momento, pericoloso. Guardate, è pericolosissimo, è sempre pericoloso, cioè noi dovremmo convivere con il virus finché non avremo raggiunto l'immunità di gregge, che significa che comunque il virus non sarà più letale, diventerà un virus influenzale poi alla fine questo virus. Ma in questo momento ci stiamo confrontando con un virus che ha fatto un salto di specie, cioè viene da un'altra specie, viene dal pipistrello e quindi nel salto di specie trova un ospite, cioè noi, che è vulnerabile perché non abbiamo risposte anticorpali, non lo conosciamo, il nostro corpo non riesce a produrre la risposta anticorpale in maniera efficiente come dovrebbe. E penso che i cittadini debbano restare in casa, sono un sacrificio a Pasqua queste giornate. Una volta c'era un proverbio vento che diceva se piove sulle rame fa sole sugli uovi, no? Se piove alle palme c'è il sole a Pasqua e viceversa. Allora alle palme abbiamo avuto sole e a Pasqua abbiamo sole, neanche più proverbio che sole. Posso? Io lei Prego. Su proprio delle terapie, vaccino antitubercolosi, che leggevo Guardate, stanno scandagliando di tutto, stiamo testando tutto, anche adesso noi abbiamo chiesto anche di poter essere inseriti in una nuova sperimentazione con l'ozono, e vi ho detto l'altro giorno. Ci sono dei farmaci che danno buona risposta, ad esempio il tema dell'artrite reumatoide è il farmaco utilizzato da buone risposte, il tema dell'antimalarico utilizzato da buone risposte, insomma, ma siamo ancora a cotta di farmaci perché diciamo la mira oggi non è millimetrica, ma c'è ancora un bersaglio che è abbastanza ampio, visto e considerato che non c'è ancora una definizione di quello che può essere la terapia canonica per un virus come questo. Però ci arriveremo, è inevitabile che ci arriveremo. Ho letto che la fondazione Bill Gates dice, sembra, l'ho letto sulla stampa locale o straniera, non me lo ricordo più, ieri l'ho letto, che la fondazione Bill Gates ha annunciato che in arrivo il vaccino sono molto performanti sul vaccino. Io spero che sia così, è una fondazione seria, importante e che fa grossi investimenti. Tra l'altro Bill Gates l'abbiamo visto tutti a definire la futura pandemia, cavolo ci ha azzeccato, l'ha descritta in tempi non sospetti di questa pandemia. Io darei un po' di spazio ai giornali che premono. Allora, il collega Galvano per l'ANSA, seguito poi anche dal direttore Domenico Basso, chiedono se Bonaccini ha dato un bonus di 1.000 euro ieri al personale adesivo, vi dà un bonus di 1.000 euro al personale sanitario che è stato impegnato nell'emergenza Covid.
la Regione pensa di fare altrettanto? Non so, noi guardi, ne abbiamo già parlato, peraltro io ho sentito anche Stefano Bonaccini e mi diceva proprio stamattina che anche loro hanno utilizzato quota parte del riparto sanitario e poi con altri fondi propri. Noi assolutamente sì, però prima vogliamo fare un confronto con i datori di lavoro, con le parti sociali, perché penso che sia logico. Ovvio che non viviamo nell'oro, quindi anche quando parli di fondi propri vi ricordo che noi non abbiamo l'addizionale IRPEF sulla sanità e quindi facciamo un intervento, va bene ricordare che per noi l'intervento così è un intervento che vale perché non abbiamo tasse, non abbiamo niente di Veneto. E la collega Zambon del Corriere del Veneto chiede cosa pensa dello scagliamento regione per regione. Cioè, per fare un esempio così i cittadini mi capiscono, se io prendo il reddito di un medico, ci applico l'addizionale IRPEF per 10 anni di governo nostro nel quale non è stata applicata, potete stare tranquilli che è molto più alto del finanziamento che voglio andare. Cioè vuol dire che solo il risparmio di tasse è stato una grande cosa. Adesso vabbè, riconosciamo assolutamente questa attività, ma voglio che sia chiaro che non applicare 10 anni di addizionale sugli stipendi ha già fruttato, potremmo anche farlo sto calcolo così via. No, a parte gli 11 miliardi e mezzo, ma sono stipendi di un medico, a vedere cosa vale un addizionale IRPEF. Ma vi porto il calcolo e quando il giorno che vi porto l'operazione conclusa che abbiamo deciso di fare, guardate, ne abbiamo parlato penso un mese fa, quella è stata vi porto anche il dato di cosa è stato il mancato prelievo di tasse su quella busta paga di un medico per 10 anni, così avete una dimensione di quanto diamo ora come premio e di quanto abbiamo dato negli anni non prelevando i soldi, perché questo nessuno mai se lo ricorda su questa regione, siamo gli unici in Italia che non prelevano soldi. E ve lo faccio su una busta paga di un medico, così vi dico. Allora, torniamo alla Zambon del Corriere del Veneto. Cosa ne pensa dello dell'eventuale scagliamento regione per la riapertura delle attività produttive? Secondo il modello matematico, quale potrebbe essere la data giusta? Il 4 maggio? La data giusta potrebbe essere anche il 14, scusate, di aprile, cioè io mi sto chiedendo un'altra roba. Se non ci sono impedimenti di natura scientifica, bisogna affrontare il problema. E poi, scusate, io pongo un'altra questione. Guardate che non è che voglio fare il fondamentalista o il palla d'arancia, vi dico quello che vedo. Oggi è innegabile che il Veneto è già parzialmente aperto. Fin qua ci siamo tutti. Se parliamo non è una riapertura, è aprire quello che è rimasto chiuso, che è un'altra roba. Quindi non stiamo dicendo facciamo l'anti-lockdown, cioè noi siamo in un'altra categoria, il lockdown non esiste più perché quando io vedo, cioè lockdown vuol dire chiusura totale, ma qui non siamo in presenza del lockdown. Scusatemi, io ci impiego almeno un quarto d'ora di più qui in macchina arrivare la mattina rispetto a prima, l'avete fatta anche voi la strada. Le autostrade sono molto più assolute. Allora, non bisogna essere ipocriti, prendiamo atto che il lockdown non c'è più, scrivetela sta roba. Io non sono incazzato con le imprese, vi dico semplicemente com'è, perché è inutile che ragioniamo di lockdown a livello nazionale e l'uscita dal lockdown, non c'è più lockdown, ragioniamo del fatto che comunque se è un tema sanitario non c'è più lockdown e quindi siccome non c'è più dobbiamo ragionare in un'altra maniera, capire come aprire quelli che sono rimasti chiusi. Sempre da Zambon dice, sempre in questa chiave, il ministro Speranza dice che i test serologici non daranno patenti di immunità. Cosa ne pensa? E nel caso fosse così, servirebbero comunque come patrimonio scientifico da acquisire? Io capisco la ricerca continua della polemica, però dico semplicemente una roba. Io do anche consiglio al ministro Speranza di lasciarlo alla comunità scientifica questo dibattito, perché vedo che è un dibattito molto acceso, profondo, dove c'è chi dice, vedo che faccio due estremi così nessuno si offende. Vedo il professor Palù che dice questa la via, un illustre virologo e professore emerito. Vedo la professoressa Viola che dice se non il contrario, l'esatto contrario, comunque dissente. E poi potrei mettersi sopra quelli che a livello nazionale dicono sì, no, guardate, questi sono gli esperti del prelievo, dell'analisi e della ricerca del virus. Quando si saranno capiti
capiti, tra di loro ci diranno cosa hanno deciso, cosa volete che vi dica, ma sposare una causa a dispetto di un'altra decisamente no. E da Stenello Aggi, pochi giorni fa si chiedeva dove era finita l'Europa perché era così latitante. Ora l'Europa inizia a farsi sentire, peggiorando forse ancora di più il quadro, visto che stanno emergendo soltanto atriti e accuse reciproche tra il nord e il sud. Che idea si sta facendo di questo dibattito e che futuro vede per l'Europa post-coronavirus? Guarda, il dibattito è imbarazzante per non dire vomitevole. Questo è il vero termine che qualifica il dibattito europeo in questo momento. Un'Europa che è sostanzialmente latitante e purtroppo io spero che l'idea del governo di stanziare i famosi 400 miliardi e di fare un provvedimento sulle imprese, quello che è per la ripartenza, chiamatelo cura Italia come lo chiamano, bene, non vorrei che questo ci facesse stare tranquilli e quindi nessuno andasse più a suonare il campanello alla porta europea. Io penso che questo intervento lo deve fare l'Europa, lo deve fare con delle missioni, con qualcosa, ma comunque l'Europa, cioè, dimostra la sua inutilità. Ve lo dice uno che non è anti-europeista, però ha capito, è come se noi davanti al coronavirus non ci fossimo occupati del coronavirus, avessimo detto beh è un problema di chi è in ospedale, vedranno loro quando arrivano i pazienti, no, noi abbiamo fatto delle scelte, no, ve lo dico anche perché forse non ve ne siete accorti, cioè abbiamo chiuso ospedali, abbiamo riaperto ospedali, abbiamo svuotato ospedali, abbiamo fatto scelte di progettualità, perché poi l'anello finale è il medico che ti cura, ma le 825 terapie intensive se qualcuno non te le mette in piedi, la gente muore nei corridoi degli ospedali. Vi ricordate quando io vi ho detto mi batterò fino in fondo perché non si arrivi mai a dover fare la scelta in base all'età, in base alle patologie per portare dentro la persona in terapia intensiva? Fino ad oggi ci siamo riusciti, tutti sono stati curati. E Giacomo Muzzo, Giornale di Vicenza, due domande. Come sta procedendo il dialogo col governo per la fase 2? Il Veneto è ascoltato? No, l'ho detto prima, immagino che questo fine settimana sarà topico, insomma, poi ve lo dirò giorno dopo giorno, noi siamo qua anche a Pasqua e Pasquetta, quindi tutte le novità ve le diciamo. E a che punto è? Ma che vada ci guardate TV. A che punto è lo screening per infermieri e medici che lavorano in ospedale? Ha già qualche risultato? No, stanno scrivendo, quanto hanno fatto? Quale scritto? Quello Gli di ospedali, medici e operatori. Eravamo a 27.000 5 giorni fa, saremo già penso a 35 Ripeto perché non si è sentito, 27.000. Eravamo 27.000, si va verso i 50.000 che sono indipendenti. 5 giorni fa, quindi dice l'assessore, saranno da 30-35.000. Perfetto, l'ultima domanda mi pare sia quella di Minazzi, scusate ma mi arrivano in continuazione, scusate un attimo. Lui chiedeva se è già deciso quando si deciderà dove collocare l'ospedale da campo, le tempistiche previste. No, guardate, avevamo anche una mezza idea che era Schiavonia, però questo dobbiamo fare una pista per l'atterraggio del... L'Allegri di Padova no, Prego? L'Allegri di Padova è No, no, guardate, noi dobbiamo affiancarlo a un ospedale, non possiamo andare avanti indietro, cioè noi abbiamo bisogno dei laboratori, delle TAC, di tutte queste robe, cioè deve essere una roba da 50 metri che sia dentro subito, cioè perché sennò che ospedale da campo è. Per quanto riguarda il coronavirus, se poi viene fuori una tragedia da qualche parte lo porti dove serve, lo metti su un campo da calcio e lo monti. Sono 4 moduli, ne monterai uno da 2.000 metri, 3.000 metri. Facciamo un ultimo giro, poi chiudiamo. Diamo la parola all'assessore. Un dettaglio giusto, ma perché è necessario montarlo ora? Perché intanto, come ho detto io, facciamolo montare, vediamo anche com'è, vediamo come la montano, c'è anche foto di know-how, no? Perché sono 4 aerei pieni di materiale, cioè non è che uno si mette lì con... E 22 ingegneri. E 22 ingegneri. Bisogna imparare a montare. Cioè io vorrei che passasse l'idea che non stiamo parlando di una roba facile, non vorrei che qualcuno poi venisse a dirci ma l'hanno montato, probabilmente resterà vuoto fino a gennaio, febbraio del prossimo anno, speriamo che resterà vuoto. Se sarà riempito vuol dire che sarà in emergenza coronavirus. Dopodiché non possiamo, io pensavo che si potesse lasciare comunque montato, no perché il tempo lo degrada, perché c'è sole, e quindi il consiglio che ci danno è poi smontarlo
preparare la condizione in una piazzola e poi montare, anche se non servirebbe, ma noi vogliamo fare la piazzola perché ci portiamo le forniture di ossigeno, gli scarichi e tutto in modo tale che sia di fatto un'emergenza gestita in maniera assoluta. Se dovessimo fare 500 terapie intensive, in questo ospedale si possono fare portando dentro l'ossigeno, non avremo nessun problema. Cioè, dovete pensare che è una roba da comfort totale, cioè non è una roba buttata lì. Cioè, ci si mette una decina di giorni a montarlo, e squadre, decine di persone che ci lavorano. Marchioni? Sì, io ultima domanda sulle terapie intensive, quelle che riterrete diciamo Sì. in più, sono surplus, avete intenzione di eventualmente rivenderle per recuperare le spese alle altre regioni e nazioni o teniamo tutto? Rimane tutto in vetta? E il più possibile montato. Quindi saremo curati probabilmente anche per patologie banali su letti da terapia intensiva. Io ho detto ai nostri che lasciano tutto per quanto possibile montato. Io ho detto che si smonteranno le terapie intensive che abbiamo nelle sale operatorie perché abbiamo fatto decenza nelle sale operatorie, approfittando anche del respiratore sul tavolo operatorio, perché abbiamo avuto un momento nel quale eravamo sempre sul filo di dover cominciare a inventarci qualcosa perché ormai non ce n'erano più, siamo stati 825 e ci siamo arrivati molto vicini. Bene, l'assessore Lanzarini? Sì, lascio l'assessore e vi saluto. L'assessore Non vi faccio gli auguri perché vi faccio il giorno di Pasqua. Venite il giorno di Pasqua. Ci siamo. Ti farei una sorpresa? Ah sì, vi farò una sorpresa. Grazie. Grazie. Arrivederci. Lavoro. Prego, assessore, stai il più vicino possibile al microfono, grazie. Mi fate domanda oppure vi faccio la situazione? Dici quello che devi dire. No, la situazione l'abbiamo detta ieri, ieri sera è stato anche fornito la tabellina con i numeri aggiornati a ieri. No, il giorno prima mi sembra forse non erano stati inclusi i tamponi che hanno fatto fino a ieri sera, perché quindi non erano inclusi. Oggi sono fuori per fare tamponi, parlo delle case di riposo anche oggi. Sapete che ci siamo dati come termine lunedì, insomma domenica lunedì, però per alcune aziende finiranno già sabato, quindi con lo screening di tutta la popolazione, ospiti e operatori. Sapete che stiamo utilizzando il metodo misto, tamponi e kit rapidi, e i kit rapidi poi quando sono positivi seguono il tampone. Le aziende hanno mandato, tutte le aziende, il proprio piano di analisi del rischio legato al piano di sanità pubblica, li stiamo valutando e vedendo insomma cosa è stato inserito in questi piani. Nell'incontro di stamattina con i direttori generali abbiamo fatto il punto e anche in questo caso abbiamo detto iniziamo a valutare anche in quelle situazioni che sono più complesse, soprattutto da un punto di vista anche di assistenza all'interno delle strutture, di raggruppare, quindi di portare fuori i negativi o i positivi, insomma adesso dipende dalle situazioni, in modo anche rispetto al problema che c'è legato agli operatori all'interno delle strutture, quindi la mancanza di OS, infermieri, soprattutto OS, di concentrare insomma le forze eventualmente raggruppando anche questi gruppi, quindi dando tutta l'assistenza. È iniziata, come vi dicevo, anche la parte farmacologica all'interno delle RSA con i team che vanno da ogni singola azienda, più le USCA che si stanno formando e che sono quelle che vanno anche a domicilio. Ci spieghi un po' questo raggruppamento? Allora, intanto il raggruppamento aspettiamo di vedere i piani che ogni singola usa, quindi le 9 aziende sanitarie, perché in questo caso voi sapete che la parte territoriale è legata quindi al socio sanitario e alle 9 aziende sanitarie, non ce l'hanno le 2 aziende ospedaliere e tanto meno le 8, no? Quindi sono le 9 aziende sanitarie. Loro in questo piano hanno analizzato le strutture, entrando in quelle strutture anche vedendo da un punto di vista logistico come sono queste strutture e può essere, quindi aspettiamo insomma di valutare questi piani e quello che ci hanno presentato, che ci proporranno, può essere che alcune aziende sanitarie abbiano pensato di trasferire gli ospiti positivi all'interno di, non so, ospedali, moduli di ospedali di comunità
solida piuttosto che concentrarli tutti in una struttura per anziani e concentrare invece tutte le strutture tra virgolette diciamo integre, in modo da far sì che non ci sia appunto una contaminazione tra le due. Noi siamo anche fiduciosi, questi alcuni direttori generali hanno detto stamattina, che essendosi concentrati subito sulle strutture che sapevamo già che avevano problematiche, che hanno manifestato problematiche, ne mancano ancora in questi giorni insomma da fare, che queste siano strutture che oggi sono strutture messe meglio e quindi oggi fare questa analisi permette anche di metterle in sicurezza. È chiaro che poi l'attenzione rispetto a tutti i sistemi di igiene, di protezione, di chi su queste strutture che sono integre oggi e quindi vogliamo mantenere in questa forma, devono sicuramente essere potenziati. Se non ci sono domande, chiudiamo qua.